tale mega dito che su pel monte qua de Drio Arsiero e il Cimone, vicin, che se in altra punta che se il Simonselo. Su posto monte, in un posto, durante l'ultima guerra, che c'era un accampamento, un covo di partigiani. Uno dei partigiani, che era un triestì, e che aveva una tosa che andava a trovare su Arsiero un paese. Con la scusa de sta tosa, lui andava e veniva su e giù dal monte col voeva. In sta maniera, e che faceva spia ai partigiani. Quando questi qua si in accorti, il logà ciapà, il logà copà e dopo il logà sega su. St'uomo che mi racconta la storia, de solito va a far legna su per monte e un giorno arriva fin lì, dove che gesare i partigiani una volta. E finché lavorava, Ega sentì una sega che andava e faceva un gran bacà, un rumore forte. E allora lui le scappa via. Ega detto che non torna più in sto posto a far legna e ancora non vuoi savergene di andare lassù sora.